Mi chiamo Stefano Valdegambri, ho 45 anni, sono della Lessinia, territorio di montagna, della montagna veronese. Sono stato eletto nella lista civica Zaia, nella lista Zaia Presidente, e come professione ho un'attività economica, anche se sono stato caposettore amministrativo di un ente pubblico economico, e sono ovviamente rieletto consigliere perché ero già consigliere nella precedente legislatura e prima ancora componente della giunta nella giunta Galan. I miei obiettivi per la regione sono sicuramente quelli di mettere a frutto l'esperienza maturata in questi anni, cercando di portare a termine alcune riforme che già avevo avviato prima. La regione ha bisogno oggi di trovare una semplificazione burocratica per poter ottimizzare l'uso delle risorse, cioè spendere i soldi nel miglior modo possibile, soprattutto guardando ai bisogni primari e essenziali dei cittadini. E noi vogliamo uno Stato quindi leggero, uno Stato che sia in un rapporto di sussidiarietà col territorio e soprattutto con le famiglie e con le imprese, cioè uno Stato dove chi vuole darsi da fare e soprattutto attraverso l'attività di impresa possa farlo nel migliore dei modi e possa trovare un contesto di competitività nel Veneto perché sia capace anche di attrarre anche risorse anche finanziarie da altri territori o da altri paesi. Io credo che questa regione abbia grossissime potenzialità, può essere la locomotiva ancora una volta del paese, può essere il luogo dove si può rinascere uno sviluppo e una ripresa economica che può poi contagiarsi positivamente per tutto il resto del territorio italiano. Io credo comunque che il Veneto ha dignità, ha diritto a essere riconosciuto maggiormente anche dallo Stato italiano, cosa che oggi, ahimè, non viene fatta, e credo altresì anche di una battaglia che voglia portare a una costruzione di un'Europa dei popoli, che porti anche al superamento di questi confini statali attuali, dove finalmente ci sia un governo federale europeo sulla scorta di quello degli Stati Uniti d'America, che possa portare gli Stati Uniti d'Europa, cioè a dei territori che siano tra loro, dove non ci siano più le barriere territoriali dei confini attuali, ma dove il Veneto possa dialogare, confrontarsi con altri sistemi come quello bavarese e insieme costituire un'Europa in grado di avere una politica estera comune, avere una politica della difesa comune e cercare di affrontare i grandi temi sullo scenario globale.